Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, aggiornamento di venerdì 2 dicembre. Taiwan. Dal 1 dicembre 2022 le autorità sanitarie taiwanesi hanno disposto la revoca dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto. Rimane vigente l'obbligo di indossarle al chiuso, salvo limitate eccezioni. Dal 10 dicembre, in considerazione del consistente calo dei casi di Covid-19, le autorità sanitarie hanno deciso di rimuovere il limite settimanale di 200.000 persone in arrivo in partenza da Taiwan durante il Capodanno e le festività del Capodanno lunare. All'ingresso nell'isola è previsto un periodo di 7 giorni di auto-osservazione sanitaria. Kit per test rapidi sono forniti gratuitamente all'arrivo. Non c'è obbligo di un test salivare al momento dell'arrivo. Seychelles. A partire dal 1 dicembre 2022 non è più richiesto ai viaggiatori non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale di presentare il risultato negativo di un test Covid-PCR o di un test antigenico. I passeggeri in arrivo potrebbero comunque essere sottoposti a screening sanitari di routine. Si segnala che si potrà alloggiare solamente all'interno di strutture alberghiere o a bordo di imbarcazioni autorizzate, la cui relativa prenotazione deve essere caricata all'interno della Travel Authorization e presentata alle autorità doganali all'ingresso nel paese. Siria. Si segnala la presenza del colera in tutto il paese, in particolare nel nord e nord-est. Il rischio di un'ampia diffusione della malattia è elevatissimo in considerazione della situazione igienico-sanitaria in cui versa la Siria. Si invita pertanto a evitare di consumare cibi crudi, verdure, insalate e così via, e bere solo acqua in bottiglie sigillate senza aggiunta di ghiaccio, adottando tutte le misure precauzionali previste dall'OMS. Sud Sudan. Si segnala un deterioramento del quadro di sicurezza nella regione sud-sudanese dell'Upper Nile. Il White Army, gruppo armato di etnia Nuer, ha compiuto attacchi armati nei villaggi di Abu Rock del Wok e Magno. Nel ricordare che è generalmente sconsigliato recarsi in Sud Sudan per viaggi non essenziali, si raccomanda di esercitare estrema cautela e di non recarsi nella regione. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati.